Una giornata in verde e azzurro all'insegna della musica per raccogliere fondi a favore della Nuorese Calcio che si appresta a disputare il campionato di eccellenza. L'evento, ospitato nell'anello del Monte Ortobene a Nuoro, è stato promosso e organizzato dal comitato 7 giorni su 7 nuoresi, sotto la cui sigla si sono ritrovate alcune delle componenti storiche del tifo verde e azzurro. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Nuoro, un happening il cui filo conduttore sono stati la musica e l'amore per i colori verdi e azzurri. Un happening musicale cui hanno preso parte alcuni dei principali gruppi nuoresi, la cui musica ha spaziato nei diversi generi. A scaldare le centinaia di giovani presenti sotto il palco, i Menhir, Luciano Pigliaru, Suacru, The Wizard, Tenore Bustianussata, Alessandro Zizzi, The Sick Man, Bette Smaco e i Frammenti anni 60. Tutti i gruppi si sono esibiti gratuitamente. Sul monte si è vista anche una rappresentanza della squadra e della dirigenza a sancire il legame che deve esistere tra tutte le componenti che ruotano attorno ad un'impresa sportiva e che ne possono decretare il successo. Abbinata alla giornata di musica e spettacolo, anche una lotteria a premi la cui estrazione è in programma il 20 ottobre. L'obiettivo del comitato 7 giorni su 7 nuoresi è quello di dare una mano non solo da un punto di vista morale e del tifo alle imprese della Nuorese, ma anche di contribuire concretamente alle spese che la società sta affrontando in questa impegnativa stagione agonistica. Grazie, troppo buoni, troppo buoni.